2 giorni, ieri e oggi, dove abbiamo incontrato le cosiddette rappresentanze della società civile, quindi le associazioni di categoria, le rappresentanze degli enti locali, le rappresentanze del mondo sindacale e del sociale e volontariato e ovviamente anche della scuola. Sono stati momenti molto importanti di confronto perché ci siamo confrontati sul progetto di legge sull'autonomia, il documento con il quale il Presidente Zaia andrà a trattare la nuova forma di autonomia che attraverso il referendum del 22 ottobre i cittadini veneto ci hanno dato come indicazione. In questi 2 giorni abbiamo raccolto molte significative osservazioni che diventeranno materia di lavoro nei prossimi giorni, dove tra domani, giovedì e venerdì concluderemo il passaggio di discussione nelle varie commissioni. Questo ci permetterà la settimana prossima, martedì e mercoledì, di portarlo in Consiglio, approvarlo e dare il progetto di legge statale di iniziativa regionale in mano al Presidente per iniziare le trattative. In questo momento di confronto il dato che è emerso in modo particolare è l'attenzione per quanto riguarda le risorse e i costi delle 23 materie che sono inserite in questa proposta di legge. Ovviamente il lavoro dei prossimi giorni sarà quello di andare a definire in maniera più precisa qual è il costo e la spesa di ogni funzione, in maniera tale che avremo le idee chiare su quali risorse chiedere allo Stato centrale. Ovviamente noi partiamo con una richiesta di 9 decimi di una parte importante di qual è il gettito fiscale che il Veneto riesce a produrre ogni anno. Mi sembra ci siano state delle note molto importanti per quello che riguarda l'istruzione, 80.000 insegnanti, una materia molto importante da considerare attentamente nell'ottica di una maggiore autonomia. Altra materia fondamentale è quella della tutela della salute. Qui vorremmo maggiori chiarimenti cosa significa caricare tutta questa materia nel bilancio regionale. Ci sono state sicuramente delle osservazioni che riguardano alcuni albi nazionali che vengono ritenuti fondamentali, quindi da non richiedere, ma generalmente ecco, la richiesta è stata quella di una minore burocratizzazione, di una maggiore attenzione in modo tale che ci sia un'autonomia che serve alla cittadinanza veneta e che non diventa un proclama. Noi siamo molto dubbiosi, per non dire, per usare un eufemismo meglio, sulla richiesta dei 9 decimi dell'IRES, dell'IVA e dell'IRPEF. Non la riteniamo giustificata, verrebbero fuori 18 miliardi e mezzo che rispetto alle competenze che chiediamo il nostro calcolo è circa 4 miliardi, rende ingiustificata questa richiesta, non vorremmo che fosse un modo per far saltare la trattativa. Altro tema che non ci convince è per esempio quello legato all'ordinamento sportivo. Le richieste che vengono fatte sono sostanzialmente di una legge regionale che aiuta e dà contributi al mondo dello sport. Giustissimo, importantissimo, però ecco, l'ordinamento sportivo è nazionale, il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, ha una struttura molto rigida e quindi neppure le regioni a statuto speciale hanno un ordinamento sportivo diverso.